Giornata di lutto nazionale. Anche in Sicilia bandiera a mezz'asta, concerti rinviati e campane a morto. Ad Agrigento la Confcommercio ha invitato commercianti, esercenti e imprenditori ad abbassare a metà le serrande o a spegnere parzialmente le luci delle proprie attività per 15 minuti a partire dalle 11. E anche la CNA esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime e annuncia per bocca del presidente Mimmo Randisi l'organizzazione in provincia di Agrigento di un focus, un momento di confronto con tutti i soggetti interessati per fare il punto della situazione sulle principali criticità, sui progetti e sugli impegni concreti per tutelare l'incolumità pubblica, ma anche per salvaguardare le attività che utilizzano le strade. A rischio ci sono sicurezza e sviluppo, sono le parole del segretario regionale della Confederazione Piero Giglione, il quale fa sapere che chiederà alle istituzioni competenti l'attivazione di un piano per il censimento di ponti, gallerie e arterie a rischio e un successivo programma straordinario di interventi per la manutenzione. A rafforzare l'appello ci pensa il Sinalp, che invoca l'intervento del governo Musumeci. A prendere posizione sono Andrea Montesole, Gaetano Giordano e Ignazio Parrinello della Direzione Sicilia. Il Sindacato Nazionale dei Lavoratori e dei Pensionati focalizza in particolare l'attenzione sul ponte che attraversa il fiume Belice fra Castelvetrano e Agrigento. Creare lavoro deve essere l'obiettivo primario di ogni politico ed amministratore della cosa pubblica, e ciò a maggior ragione quando contestualmente questi interventi fanno aumentare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini rappresentati.